Genesi, capitolo 27. Isacco benedisce Giacobbe. Isacco si era fatto assai vecchio e l'occhio suoi si era tanto addeboluto che non vedeva niente più. Un giorno chiamò il figlio più grosso Esau e le dicette: «Figlio mio, sto qua papà», rispondette il figlio. «Vedi, sto diventando vecchio», dicette il padre, «e non conosco il giorno della morte mia. E beh, piglia l'arma della caccia e freccia e l'arco tuo, va in campagna e fa una buona caccia. Poi preparami un pranzettiere saporito e portami a mangiare, perché ti voglio benedire prima in serra l'occhio mio». Rebecca, moglie sua, si mettette a sentire veramente Isacco parlava con Esau. Esau ha scelto subito di trovare una buona caccia in la campagna per portare a casa. Rebecca chiamò il figlio suo Giacobbe e le ricette. O viccan, aggiuntise che patata, riceva a frate di Esau, va a trovare una buona caccia e prepara un buon piatto. A così roba che ha mangiato ti voglio benedire innanzi al Signore, prima in serra all'occhio mio. Mo, figlio mio, senti buono che la catarica. Va subito dentro all'armiente e pigliami 2 crapettielle, tienere. Io con chi ti preparo un bello piatto per patata e lo farai già lì qua, o mousse, a così tu porterai innanzi a patata, che so mangerà e ti darà benedizione sua prima che muore. Ma Giacobbe ricetta a Rebecca, mamma sua: «Tu sei buono che frate me su e chi nei pili un gol, e io invece tengo la pelle liscia. Può essere che papà mi vuole rattastare e se ne addurrà subito che io lo sto ingannando, e a così farà cadere in cuore a me maledizione invece la benedizione». Ma subito mamma la ricetta: «Che resta in cuore a me che la maledizione, figlio mio. Tu stiamo a sentire e vamo a pigliare il 2 caprettielli». Tanni sicuretta a pigliare i caprettielli e mettette in mano alla mamma e che la preparai in un piatto assai saporito, perché conosceva buono tutte le sfizie del marito. Rebecca poi pigliai e vesse più meglio il figlio rosso Esau, che stenne in a casa sua e mettette in cuore a Giacobbe. Il figlio più piccirillo, poco a pelle, e che i 2 caprettielli facette accummiare i bracci suoi, eppure che la parte del cuore, che era liscia. Poi mettette il piatto in mano al figlio Giacobbe, insieme col pane che aveva preparato. E quando arrivai innanzi al padre alle ricette: «Papà, e tu chi sei, figlio mio?» «Io sono Esau, il figlio tuo prima nato», rispondette Giacobbe innanzi al padre. «Ho fatto come tu mi avevi comandato, mo susita, assitta rindolietta e mangiati. Stu pranzettiere saporito che ti ho già preparato e roba mi darai a benedizione». Ma Isacco ricette a chi lo figlio: «Ma come hai fatto a così ampresso a trovare quella caccia, figlio mio?» «È stato il Signore che l'ha fatta trovare ampresso innanzi», rispondette il figlio. «A questo da me», ricette il padre, «e lascia che io ti possa attastare, figlio mio, per sapere se tu sei proprio figlio mio Esau o no». Giacobbe s'accostò a Isacco, il padre suo, chissà, l'attestai buono e meglio, e poi ricette: «A voce mi pare a voce Giacobbe, e braccio meso e braccio Esau». E a così non lo conoscette, perché i bracci suoi erano chini pile come Achille e Esau, o frate suoi, e proprio perché so bene ricette. Poi le ricette ancora: «Tu sei proprio di Esau, o figlio mio più grosso». «Sì, papà», rispondette il figlio. «Mettimi un piatto innanzi, perché mangiasse per benedicesse». Giacobbe le mettette il piatto innanzi e le rette il vino e chi si mangiaia e bevette. Poi padre suo Isacco le ricette: «Avvicinati e rammi un vaso, figlio mio». Chi si accostava avvicina e se lo vasai. Isacco, sentendo il profumo delle vesti sue, o benedicette: «O viccan, o profumo del figlio mio è come il profumo della terra, che il Signore ha benedetto. Dio ti accordasse a rasata da cielo, la terra assai rasa e assai reciola e vino. Ti servessero tutti i popoli e se ti nucchiassero innanzi a te tutti i popoli, fosse tuo Signore tutti i frati tuoi, e se mettessero la faccia in terra i figli e mammate, fosse maledetto chi che ti maledice, e chi che ti benedice fosse benedetto». Esau risparata per la benedizione. Isacco aveva proprio danno venuto a benedicere Giacobbe, e Giacobbe si era arrasata innanzi al padre Isacco quando arrivava Esau con i frati suoi, che era tornato alla caccia. Pure si aveva preparato un piatto e l'aveva portato innanzi al padre e l'aveva detto: «Sai già sto padre mio e magnasso, il piatto della caccia che l'ha già preparato, io, figlio suoi, perché mi benedicesse». «Ma tu chi sei?» le ricette subito il padre Isacco. «Io sono Esau, o figlio tuo prima nato», rispondette Esau. E tanto nutriemmo le forte passai per tutto l'osso a Isacco e le ricette: «Ma chi era allora quello che mi ha portato alla caccia? Io ho mangiato ogni cosa prima che venissi tu, poi l'ho pure benedetta, e benedetta sia». Quando Esau sentette che le parole del padre suo scoppiai a chiagnere tanto forte,
che chilli strilla si sentettero parecchio lontana. Poi saputai innanzi al padre suo la ricetta. Papà, benedice pure a me. È venuto a frate con un canne e si è rubato la benedizione a due, ricetta padre. Forse perché si chiama Giacobbe, chi se mi ha rubato già 2 volte. Già si era rubato il ritto essere il primo figlio che toccava a me, e ovvi canne, mo si è rubato pure che la benedizione che mi toccava, rispondette Esau. E poi ognette, può essere mai che non tiene stipata la benedizione per me? Isacco rispondette, e la ricetta. Ovvi canne, io l'ho fatto signore tuo, e ha giurato a issa per servire frate tuoi. Ha giurignuto e ricciole e vino, e per te potevi fare mai, figlio mio. Papà, tieni solo una benedizione, le ricetta su. Benedice pure a me, papà. Isacco invece non teneva coraggio di parlare più a Esau. Alzai la voce e si mettette a chiagnare forte. E tanto padre Isacco si facette coraggio le ricette. Ovvi che hanno arrasata tutta la terra rassa, sarà del moratoio, e arrasata tutta la rosata che scende a cielo. Tu camparrai con la spada tua, e sarai a servizio di frate. Quando poi arriverà il tempo tuo, tu spezzerai chi lo giuga suo, a coppa al collo tuo. Esau cominciai a tormentare Giacobbe, perché la benedizione, che padre l'aveva data a essa. Poi in da capo suoi pensai. Ovvi che si stanno avvicinando i giorni dello lutto, e padre mettendo a cirare già frate Giacobbe. Ma che se parole Esau furono portate in orecchie a Rebecca, e che se subito mandai a chiamare Giacobbe, figlio suo più piccerino, le ricette. Frate sta tanto indussecato contro te, che si ti avrinde in mano, t'accire. E beh, figlio mio, sta a sentire a mamma, te fui ten, presso a Caran, e vattene a casa frate Mallabana. Umane rinda a casa sua, per un po' di tempo, zina a qua, a collera frate, non sarà passata. Si sarà scordata tutto quello che tu hai fatto a essa. Tanto sarà G stessa che ti manderà già a pigliare là, perché io avessi a perdere tutte e 2 figlie in un giorno solo. E Rebecca ricetta a Isacco. Sono rimasta assai schifata la vita mia, per via che le 2 femminittite. Se Giacobbe avesse pigliato una moglie come questa, per che le femminittite, per i figli del paese, a che serve a continuare a campare?